La svolta, questa è la parola d'ordine che oggi è il motto della squadra delle Blue Orange, che per la terza giornata di campionato che cercherà in tutti i modi di togliere questo zero in classifica e iniziare la sua scalata per la salvezza. Benvenuti dal Palazzetto San Camillo di Imperia, oggi per la terza giornata del campionato di Serie B Girone A tra il Blue Orange e il Castellamonte. Tra pochi minuti inizierà questa partita tra due squadre che sono ultime in classifica, anche se il Castellamonte ha ancora 0 punti ma con una partita in meno. Per il commento tecnico oggi della partita il vicepresidente del Blue Orange, Luca Barbagallo. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i telespettatori, benvenuti a tutti quanti, siamo qua pronti per vedere questa bellissima partita, ci aspettiamo una iniziale riscatto e vittoria da parte dei nostri ragazzi. Eh sì, è importante anche perché è una partita all'altezza che potrebbero giocare e veramente dare una svolta alla stagione fin qua, poi la racconteremo, questo inizio stagione un pochino difficoltosa da parte dei Blue Orange. Mister Basta oggi ha convocato Mellini Maurizio con il numero 2, Ausenda Fabio con il numero 3, il vice capitano Torre Simone con il numero 4, Giustacchini Simone con il numero 6, Trama Davide con il numero 7, Serva Enrico con il numero 8, Padovani Manuel con il numero 9, Stassi Pietro con il numero 11, Bianco Luca capitano col numero 13, Maglio Nicola col numero 15, Basta Alessandro col numero 21 e il portiere Rovere Paolo col numero 22. Il mister del Castellamonte, Monni Maurizio, ha portato a disposizione Zamirton col numero 12, Ribeiro col numero 2, Ezechiel col numero 3, Laresh col numero 4, Cardamone col numero 5, Caruani col numero 6, Crestetti col numero 7, Luiz Riccardo Kleber col numero 8, Tamburallo col numero 9, Monti col numero 10, Scalco col numero 11 e Airola col numero 1. Il portiere tra qualche minuto tra qualche secondo inizierà proprio la partita con il possesso palla da parte del Blue Orange. Speriamo di assistere a una bella partita, anche perché è la seconda in casa del Blue Orange dopo che alla prima giornata di campionato è stata sconfitta per 7-2 dal Bra, dopo una buona partita, una bella prestazione sia della squadra di casa ma soprattutto della squadra ospite, con un grandissimo giocatore Granata che aveva segnato 5 gol. Il possesso palla è del Blue Orange. Allora Luca, un campionato difficile, un campionato importante, quanto è comunque a livello di prestigio per una squadra, un paese comune piccolo come Ospedaletti, la partecipazione a un campionato così importante come quello di Serie B che partecipa quest'anno il Blue Orange? Beh Claudio, senza dubbio siamo di fronte a un campionato molto prestigioso, campionato di Serie B, ma parliamo di una società, la Blue Orange, che ha suddiviso le proprie attività con il campionato di calcio a 5 che stiamo vedendo, il campionato di calcio a 11 e il settore giovanile. Ha dato per ognuno l'ampia autonomia. Il responsabile e anche mister Franco Basta gestisce interamente la squadra e la cosa interessantissima è che veramente, come dicevi, in una cittadina con 3.000 abitanti ci sia una rappresentazione del calcio a tutti i livelli. Allora, vediamo subito una questione tecnica. Il Castellamonte gioca col portiere fuori, quindi praticamente cerca subito la superiorità numerica in fase di costruzione. È una cosa che vedremo spesso, di solito si usa vederla quando una squadra deve recuperare la partita, invece il Castellamonte parte subito con questo schema col portiere alto. E adesso sbagliano e vanno a riprendere il possesso palla e fanno il cambio portiere. Quindi uno schema di gioco che praticamente costringerà la squadra di Mister Basta a una difesa molto più arroccata per chiudere gli spazi e cercare proprio di limitare questa superiorità di palla. Il quintetto iniziale del Blue Orange è Luca Bianco capitano, Giustacchini Simone Torre e Davide Mellini. Quando si giocava in categoria superiore non si vedeva facilmente questo modello di gioco che abbiamo visto Sì, effettivamente è piuttosto strano e anche molto interessante dal punto di vista della tattica. Abbiamo fatto più volte diverse partite del genere, ma come dicevi sempre per recuperare lo svantaggio. In questo caso la partenza così è abbastanza destabilizzante. Vedremo se in questo momento rifarà il cambio del portiere, infatti lo vediamo già pronto per entrare. Però ecco, bravo Giustacchini, in questo momento hanno fatto il pressing alto, attenzione, si gira Luca Bianco, però buona la chiusura di Davide Mellini.
Vediamo subito dalla squadra del Castellamonte, gioca col numero 4 Laresh, marocchino, con il numero 8 Luis Ricardo Kleber, brasiliano, col numero 2 Ribeiro Giovanni, sempre brasiliano, e col numero 11 Scalco Jodi, che è un ragazzo appunto di Ivrea. Abbiamo visto subito una squadra internazionale anche. Beh sì, sicuramente ci sono giocatori di tutte le nazionalità, questo è un vantaggio importante, perché il calcio a 5 che in Italia si sta sviluppando da qualche anno, magari all'estero è già più importante e ha raggiunto livelli maggiori rispetto al nostro. Scusa se ti disturbo, visto la superiorità numerica ha portato al tiro Laresh, che ha colpito il palo alla sinistra di Paolo Rovere, però il risultato rimane 0-0. Sarà una partita molto tattica, quindi bisogna cercare di capire fin quando riuscirà la squadra di Franco-Basta a mantenere attenzione. Luca Bianco di punta prende questo rimpallo, va al tiro e il pallone va di poco alto. Comunque partita giocata a scacchi tra le due formazioni, pressing alto da parte della squadra del Blue Orange, bravissimo da Maurizio Melini in fase di copertura, e qui vedremo anche molte volte il rischiare di rimanere uno contro uno in fase difensiva, se soprattutto la pressione della squadra di Franco-Basta sarà alta. Attenzione, niente, perde il controllo Giustacchini, va alla rimessa laterale su Luca Bianco. Dicevamo, un campionato prestigioso, ma sicuramente grande autonomia Franco-Basta, come dicevi, ma dispendioso dal punto di vista economico. Beh, senza dubbio sì, la scelta è stata molto sofferta per poter approdare a questo tipo di campionato, anche perché siamo dovuti ricorrere a tutte le possibili risorse per trovare la capacità economica per affrontare questo turno. Anche perché, ricordiamolo, adesso prima seguiamo la punizione per un fallo subito da Maurizio Melini, vediamo lo schema che chiameranno. Luca Bianco sul capitano sul pallone, fischierà chiaramente l'arbitro. Ricordiamo, gli arbitri sono Aufieri della sezione di Milano, Malpiedi della sezione di Fermo e Quarti il cronometrista della sezione di Imperia. Va a calciare Maurizio Melini, il pallone esce di poco. Nulla di fatto, quindi sempre 0-0 in questi 20 minuti del primo tempo a Imperia. Ricordiamo che il tempo, già giocati 4 minuti, il tempo è effettivo. E ricordiamo anche che comunque, sempre per parlare di questa società che sta lavorando tanto bene sia dal punto di vista di settore giovanile che dal punto di vista di prima squadra, che oltre a assorbirsi di questi costi importanti di un campionato di Serie B nazionale di calcio 5, c'è stata anche l'anno scorso la promozione della prima squadra a 11, che dalla prima categoria è passata alla promozione, quindi altri costi da sostenere. Sì, è stato un inizio d'anno interessante, dove la ricerca delle risorse economiche ci ha visto impegnati su tutti i fronti, però è importante riuscire a sostenere questo tipo di attività, perché comunque il settore giovanile, che è il centro della nostra società, potrà giocare dell'esperienza che si viene a maturare sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11. Molto buona la chiusura di Simone Torre, che ha seguito l'uomo. Ricordiamo la marcatura e la tattica di gioco scelta da Franco-Basta è appunto la marcatura a uomo, che è un pochino più dispendiosa dal punto di vista fisico, ma dà maggiori garanzie in fase di copertura. Il possesso palla ce l'ha il Castellamonte con Kleber, molto bravo Giustacchini in fase di chiusura. La rimessa laterale è per il Castellamonte, che andrà a battere con Monti Nicola, che è appena entrato. Una partita quindi finora con il palo colpito da Castellamonte, ma con sì, giusto, fallo, una scivolata, probabilmente ha preso palla ma ha preso anche l'uomo. Secondo fallo a carico del Castellamonte. Ricordiamo che dal sesto fallo in poi ci sarà il tiro libero, e quindi i falli pesano alla fine sull'economia della partita. Tiro libero che, ricordiamo, si svolge come un calcio di rigore, solo da una distanza di 10 metri, per cui è un'importante occasione. In questo momento ti ripasso la linea per questo tentativo. Simone Torre di sinistro, il suo piede è andato a
concludere è stato ben rimpallato. Calcio d'angolo invece quindi per il Blue Orange. Vedete l'arbitro conta, Luca Bianco, altro calcio d'angolo perché Ribeiro tocca il pallone. Comunque va frequentemente al tiro, anche se per il momento non ancora pericoloso il Blue Orange. Chiama lo schema, avete visto, avete chiamato lo schema numero 2 Giustacchini, che però non è andato a buon fine, quindi rimessa laterale per il Castellamonte. Dicevamo del settore giovanile. Il settore giovanile è una delle cose più importanti che dà grande lustro alla società, soprattutto anche per come state lavorando e con questa collaborazione importante con l'Udinese Calcio, con la quale avete iniziato proprio un rapporto di collaborazione, di scambio importante che sta portando buoni frutti. Eh sì Claudio, effettivamente fiore all'occhiello di quest'anno per noi è la partecipazione da parte di Udinese Academy, che è lo staff tecnico dell'Udinese, che viene direttamente con i propri allenatori preparatori ad assistere e a formare il nostro staff. Questo ci consente di avere innanzitutto una grossa qualità dal punto di vista della preparazione, ma soprattutto di poter offrire a favore dei nostri frequentatori della scuola giovanile tanta tecnica e tanta novità. Abbiamo visto un fallo di Maurizio Melini sulla ripartenza, quindi un fallo abbastanza tattico da centrocampo. Vediamo che schema andranno a battere. Attenzione a Kleber che è davanti alla porta. È di seconda la punizione, è uno schema, però viene ben contrastato da difesa del Blue Orange. Allora ricordiamo, la prima partita il Blue Orange hanno perso in casa per 7-2 contro il Bra, che è una squadra che comunque ha vinto anche la seconda giornata di campionato ed è una delle destinate a salire in Serie Maggiore, e attualmente è già in vantaggio per 3-0 in casa di Bassotti. E la seconda a Pisa è stata una partita molto sofferta, dove dopo essere passati in vantaggio erano praticamente a pochi minuti dalla fine in vantaggio ancora i Blue Orange per 4-3, e poi due disattenzioni hanno fatto rientrare in gara prima il Pisa e poi vince la partita proprio a pochi minuti dalla fine, proprio i secondi dalla fine, per un pallone che non è stato rinviato dalla difesa, e purtroppo si è perso. Attenzione, bravissimo Maurizio Melini in fase difensiva, la Reshev cerca lo spazio, Torre gli chiude la porta e si va a ricominciare. Molto bene in fase difensiva il Blue Orange, e dicevamo torna da Pisa con 0 punti, ma con la consapevolezza di essersi giocata la partita fino in fondo. Fallo di Melini e ammonizione, ma il fallo ci sta tutto, anche perché praticamente Monti si stava dirigendo verso la porta di Rovere. In questo momento si fa un po' fatica a uscire dalla difesa. Giusta anche l'ammonizione, perché il fallo è stato reiterato nel tentativo di fermarlo e mentre era scappato ha provato nuovamente a bloccarlo. L'arbitro, che aveva fischiato solo il primo fallo, ha tirato fuori il cartellino nel verificare questo movimento. Sì, il primo fallo, ricordiamo, era di seconda, invece questo di prima, quindi il primo fallo contro invece il 3 del Castellamonte. La punizione, c'è Monti sul pallone e Caruani dietro, vedremo com'è lo schema. Lo tocco sulla sinistra, bene rimpallata dalla difesa ancora da Maurizio Melini. Molto bene in fase difensiva il Blue Orange, buon inizio di partita anche di Maurizio, al di là della Melini, al di là della munizione, comunque si sta sacrificando anche molto in fase difensiva. Palla lunga lanciata, praticamente non riesce a recuperare. Entra uno dei giocatori a livello fisico più esplosivi da parte del Blue Orange, che è Enrico Serva. Ricordiamo che il suo fratello, il capitano Pio Serva, è una assenza molto pesante per questa squadra, perché è infortunato, è stato operato a inizio stagione di ernia in fase di recupero. Speriamo che riesca a rientrare velocemente in campo, perché è una pedina fondamentale per questa squadra. Sì, tra l'altro in fase di pieno recupero, come dicevi, si è poi notato che ha un ulteriore piccolo problema relativo a uno strappo che probabilmente è lì da qualche tempo, e improvvisamente stava pensando già al rientro, dopodiché
Eccolo il gol di Maurizio Melini su un grandissimo capovolgimento di fronte. È stato molto bravo Luca Bianco a ripartire e sulla ripartenza è riuscito a dare l'assist a Maurizio Melini, che è molto freddo e ha riuscito a scavalcare il portiere e a portare in vantaggio la squadra di casa Blue Orange. Gol pesantissimo, gol veramente importante su questa economia della partita. Un gol tra l'altro fatto in contropiede con la palla bassa, che è abbastanza una rarità, per cui effettivamente un ottimo gesto tecnico di tutta la difesa che è riuscita a uscire sul loro attacco ed è venuta a portare avanti questa palla trasformandola poi in rete. E grande giocata di Luca Bianco, che è sempre più, io lo dico, continuo a ripeterlo, leader di questa squadra. Da inizio campionato ha preso in mano un pochino quello che è la squadra e la sta veramente trascinando. Ha già fatto 2 gol nelle prime 2 giornate, ma anche oggi ha fatto veramente questa azione molto importante, uscendo dalla difesa a testa alta e giocando questo assist meraviglioso. Molto bravo anche Maurizio Melini a concludere per l'1-0 del Blue Orange. Ancora Luca Bianco, veramente uno sempre dei migliori in campo. La partita prenderà ritmo. È entrato anche Fabio Osenda al posto di Giustacchini ed è entrato anche Trama Davide, quindi vedete questo sistema di gioco con la marcatura uomo di Mister Basta è molto buona a livello di copertura, però molto dispendiosa, e quindi i cambi sono frequenti. Sì, stiamo veramente difendendo bene e stiamo soprattutto approfittando della difesa, dell'ottima difesa, per reimpostare immediatamente con velocità la squadra. Minuto di sospensione. Sì, time out chiamato dal Castellamonte. Ricordiamo che per ogni società, ogni squadra ha la possibilità di chiamare un time out per tempo della durata di 1 minuto, nella quale gli allenatori danno le loro indicazioni. Abbiamo visto che Castellamonte dopo l'inizio non ha più giocato con la superiorità numerica, anche proprio perché è stato brava la squadra di Mister Basta a fare la pressione alta, quindi non dargli la possibilità di iniziare con questo schema e metterlo un pochino in difficoltà. Però la partita è aperta, la partita è molto bella e ci stiamo divertendo. Assolutamente sì, è vero, è rientrato dopo pochi minuti la prova tecnica di usare il portiere in attacco in superiorità numerica, dopodiché effettivamente la tenuta della squadra del Blue Orange ha consentito ai nostri ragazzi di mantenersi freddi e di far cambiare idea all'allenatore dell'altra squadra. Eh sì, sicuramente sono comunque schemi che vengono usati nel calcio a 5, anche perché poi la velocità dell'azione è completamente diversa rispetto al solito calcio a 11, e quindi i capovolgimenti di fronte sono sempre all'ordine del giorno, della partita, ed è bello da assistere, e il mezzo televisivo comunque non rende la velocità che si viene sostenuta in campo. Vedete la pressione alta da parte del Blue Orange, che però deve essere effettuata proprio in modo più omogeneo, nel senso, la pressione quando viene fatta deve essere proprio, la squadra deve muoversi proprio tutta assieme per non dare la possibilità della superiorità numerica, e questa è una punizione al limite per fallo di Enrico Serva, e questa è un'occasione da gol importante. Bisogna vedere adesso come sistemerà la barriera Paolo Rovere, la prima giornata di campionato in casa, perché la prima era stato assente in casa proprio per problemi di lavoro. Effettivamente sì, il fallo c'è tutto, il giocatore è stato bravissimo a coprire la palla quando ha sentito arrivare il difensore, si è posizionato davanti con il piede ed è stato travolto da Enrico. Ecco, però la punizione ha avuto per fortuna esito negativo. Montinicola è andato al tiro, è stato Simone Torre a rimpallare, ancora molto bravo Simone, bella palla per Trama, bravo il portiere, secondo me è regolare il fatto, lui è andato sul pallone, niente da recriminare per me, poi non so. Ti direi assolutamente regolare, così come è da premiare il fatto che la squadra abbia volutamente messo fuori la palla quando ha visto che il nostro giocatore tardava a rientrare per un problema, e adesso altrettanto regolarmente la palla è stata restituita. Ti direi che il fallo non c'era.
No, assolutamente. E bisogna dire che queste uscite veloci da parte del Blue Orange a livello difensivo, che col centrale va a aggredire lo spazio e dà le assist, è praticamente un sistema che sta mettendo in grossa difficoltà il Castellamonte. Anche adesso è stato bravo il portiere, molto bravo anche Paolo Rovere, però queste uscite sono difensive, stanno mettendo un po' in difficoltà Castellamonte. Speriamo che a livello fisico riesca a mantenere questo ritmo la squadra di Franco Basta. È quello che abbiamo visto prima, la velocità con la quale si riesce a uscire potrebbe fare la differenza. Il mister Basta probabilmente se ne è accorto e sta inserendo di volta in volta i giocatori capaci di venire fuori velocemente. Tra i vari giocatori in campo in questo momento vorrei anche ricordare appunto un giocatore che è fondamentale da anni, che gioca con questa squadra, che è Simone Torre. Quella ha avuto un inizio di campionato un pochino difficile, però è sempre in netto miglioramento. È un giocatore che comunque è molto importante per l'economia di gioco da parte della squadra. Un'altra occasione intanto per il Blue Orange, che con Trama è andato a concludere quando forse poteva anche giocarla in mezzo, però vabbè, l'ha vista così, poteva essere un'altra occasione da gol importante. Vedete in fase difensiva come sono bravi a chiudere oggi i ragazzi di Mister Basta. Vuol dire che comunque in questa settimana ha lavorato molto bene dal punto di vista difensivo. Sì, la velocità e l'attenzione con la quale viene portata la marcatura sono veramente importanti e sta avendo ottimi risultati la squadra. Franco ha veramente svolto nella settimana un lavoro eccellente. Anche perché, sai, arrivare dalla sconfitta di Pisa, attenzione alla ripartenza, ancora Enrico Serva, e questo è fallo e ammonizione, è giusto e c'è statuto. Molto bravo Enrico Serva. Il fallo è di Monti Nicola, che è stato ammonito. Diciamo che a differenza di come metro di giudizio arbitrale, insomma, l'ammonizione un po' li tirano fuori i cartellini questi arbitri. Beh, li tirano fuori e di sicuro fino adesso li hanno tirati fuori a ragione veduta. Il fallo qua è evidentissimo, peraltro in scivolata, peraltro da molto lontano, per cui con parecchio rischio nei confronti del giocatore, che è riuscito peraltro Enrico a difendere bene la palla e a farsi a quel punto travolgere. Ammonizione giusta anche in questo caso. Punizione sul pallone Trama, vediamo Simone Torre schierato leggermente dietro, Ausenda a largo, va sul sinistro di Simone Torre e la vede la porta. Lo dicevamo prima, un giocatore in grande crescita, schema chiamato di sinistro, tiene il pallone bassa e la butta sulla sinistra del portiere e porta il Blue Orange sul 2-0. Inizio devastante da parte dei ragazzi di Francobansta. La svolta, lo dicevamo prima, questa deve essere la partita della svolta. Sì, sembra proprio di sì. Tra l'altro lo schema è venuto particolarmente bene, perché anche la difesa sul portiere fatta da Enrico ha consentito a Simone di aprirsi lo specchio e di tirare nell'unico angolino che era libero, e poi la bravura del giocatore è indubbia. Sì, in fase difensiva si sono fatti un pochino sorprendere i ragazzi del Castellamonte. Bravo Simone Torre a tenere a passa il pallone e a trovare lo specchio. Su questo 2-0 importante, calcio d'angolo per il Castellamonte. Attenzione, molto bravo ancora Enrico Serva in collaborazione con Simone Torre a buttare via il pallone. Chiede un fallo Simone Torre, ma sono falli che comunque si vedono sempre sul campo di gioco, quindi chiaramente è difficile che venga fischiato. Calcio d'angolo ancora, Ribeiro sul pallone, il giocatore del 91 brasiliano, italo-brasiliano. Vediamo ancora, cerca di trovare lo spazio la squadra del Castellamonte, ma è molto ben chiusa, ben serrata, proprio in fase difensiva li aspettano molto bassi, però chiusi veramente bene i ragazzi di Mister Basta, pronti sempre a ripartire in caso di bisogno con la velocità per creare nuovi pericoli. Sì, il Castellamonte sta facendo quello che deve, cioè provare a recuperare il risultato, e in questo momento è fondamentale da parte nostra mantenere l'adeguata calma e continuare con lo stesso schema che abbiamo iniziato, quindi la difesa e la ripartenza veloce. Ricordiamo che quest'anno la regola della federazione prevede che per ogni squadra ci siano 3 under 25 in campo e 2 under 21. L'arbitro non fischia, attenzione, però fischia il primo arbitro
Ecco, e crea... Sì, non è stato fischiato dal secondo arbitro, è intervenuto direttamente il primo arbitro che ha visto bene e ha fischiato anche per lui. C'è il quinto fallo da parte del Castellamonte. Ricordiamo che da adesso in poi ogni fallo sarà un tiro libero. Il fallo è stato appunto commesso dalla Resch, punizione al limite, pericolosa adesso per il Blu. Sì, strana l'indecisione dell'arbitro, che era posizionato a mio avviso meglio rispetto all'azione, che deve aver visto da qualche parte un tocco di palla che effettivamente non c'è proprio stato, perché il nostro giocatore è stato catapultato in aria dal difensore. Vediamo gli esiti della punizione. Sul pallone Trama, se avete sentito delle urla prima, era Luca Barbagallo che chiaramente da tifoso se la prendeva con l'arbitro, però e beh, giustamente lui fa il tifo per la sua squadra. Punizione per Trama, attenzione, va alla conclusione, rimpallata, riprova, ancora rimpallato, ben messa la barriera questa volta dalla squadra del Castellamonte. Ausenda a ricominciare l'azione, pressione un pochino più alta adesso del Castellamonte, buona l'uscita, il lancio era l'unica cosa che poteva fare Fabio Ausenda, anche lui un ragazzo in grande crescita, se riesce soprattutto a gestire la partita dal punto di vista caratteriale, però è veramente un difensore importante dal punto di vista difensivo per questa formazione. Simone Torre, Enrico Serva, cerca il cucchiaio ancora per Simone che protegge la palla e la chiude sul secondo palo, viene salvato il pallone in mezzo all'area, grandissima giocata ancora di Simone Torre in questo momento, ma non era calcio d'angolo? Probabilmente era angolo, ma per fortuna, come dicevi te, il nostro muro difensivo che sta riuscendo in questo momento a controllare il suo proverbiale nervosismo, è riuscito a poi a tenere una pezza in un'indecisione. Come succede sempre in questi casi qua, si discute con gli arbitri e si dimentica di fare il gioco. Sì, certo, però è stato molto bravo alla chiusura. Fallo intanto di Trama. In questo momento devono cercare di riaprire la partita i ragazzi del Castellamonte, quindi ci sarà una pressione più alta sul portatore di palla, l'abbiamo già visto anche prima in fase difensiva. Riparte la squadra del Castellamonte, attenzione a Monti sul che prende proprio palla in questo momento, la dà dentro per Ribeiro, Paolo Rovere molto bravo alla chiusura. Attenzione, si era dimenticato il giocatore libero in aria, la partita prende veramente un ritmo importante ed è divertente comunque. Molto divertente. In questo momento potrebbe essere essenziale un time out anche da parte del Blue Orange. Vediamo, perché riportare un poco alla calma il gioco che comincia ad agitarsi potrebbe essere la parte vincente di questo momento della nostra partita. Sappiamo che Mr. Buster non è tanto propenso a chiamare i time out, però insomma probabilmente li chiamerà nel momento che lo riterrà opportuno. Ma queste due sconfitte comunque dal punto di vista dirigenziale non è mai stato messo in dubbio la figura e la posizione in panchina di Mr. Buster. Dunque la nostra società ha posto in essere due progetti per quanto riguarda il calcio, sia quello di calcio a 5 che quello del calcio a 11. In entrambi i casi la totale delega e fiducia viene concessa ai mister, che hanno tutto il tempo per lavorare, per prepararsi e per gestire nel modo più opportuno la loro attività. Molto bravo Trama, andare via l'uomo e a calciare, il pallone esce di poco in mezzo a due, ancora attenzione, Simone Torre per Melini che va a concludere sull'esterno, ma bravi in fase sia di pressione che a far ripartire l'azione. Un pochino in difficoltà oggi Castellamonte, palla Zamirton che fa ripartire l'azione, conta i 4 secondi l'arbitro, ma riparte in fase difensiva. Adesso vediamo appunto cosa cercherà di cambiare la squadra del Castellamonte per riaprire la partita. Ricordiamo che il 2-0 in calcio a 5 è un risultato comunque facilmente raggiungibile e recuperabile, speriamo di no per i colori del Blue Orange. Tornando al discorso di prima, certo il lavoro di Franco Basta è importante e soprattutto anche perché l'ultima sconfitta a Pisa comunque ha lasciato una cicatrice, nel senso che era quasi meritata, è arrivata veramente in condizioni limite purtroppo, e andare via da Pisa senza neanche un punto è stata veramente quasi una beffa.
Beh, è stata una beffa, però la crescita della squadra è evidente e quest'oggi ne abbiamo la conferma. Quindi, come dicevo prima, il lavoro di Franco deve essere un lavoro lasciato alla sua serenità, ai suoi passaggi. La società ha fiducia in lui e il progetto continua. Eh sì, il progetto continua, appunto anche dal punto di vista del settore giovanile. Quanti sono in questo momento il numero più o meno degli iscritti del settore giovanile, di questi bambini che hanno dato fiducia alla tua società, alla società comunque che in questo momento rappresenta? Beh, i bambini sono in questo momento, siamo su una settantina di bambini iscritti. Dopo la rivoluzione a livello societario che c'è stato nel corso dell'ultimo anno, abbiamo avuto delle piacevoli riconferme sul numero degli iscritti, dei bambini presenti, anche perché la nuova composizione societaria si è data veramente molto da fare per ripristinare al meglio l'offerta che può venire fuori dalla scuola calcio e dalla squadra giovanile, dal settore giovanile della Blue Orange. Ricordiamo anche che storicamente il primo settore giovanile di calcio a 5 in tutta la Liguria fu proprio quella del Blue Orange, che anche adesso vanta questa squadra dell'Under 21 nazionale che sta facendo comunque anche lì grandi sacrifici. Simone, grandissima partita, ancora Maurizio Melini, viene contrastato però Prost sul pallone, si lotta e fallo di Maurizio Melini. Questo poteva evitarlo, anche perché Maurizio Melini è ammonito ed è seconda ammonizione. Maurizio Melini non era già stato ammonito? Attenzione, sì, Maurizio Melini viene espulso. Maurizio Melini viene espulso. Sì, è proprio un fallo evitabile questo, perché da terra fare un fallo così è veramente un fallo evitabile che poteva veramente tenere per la fase difensiva. Quindi Maurizio Melini è stato espulso in questo momento. La squadra rimane per 2 minuti in inferiorità numerica fino a 2 minuti o fino al gol gol fatto o subito. Sì, purtroppo questo è uno degli episodi che dicevamo prima, di cui stare molto attenti, perché questi qui, come hai detto te, il fallo era assolutamente evitabile, anche se nella concitazione dell'azione si è ritrovato con intorno 2 giocatori e lui per terra che lo calciavano, probabilmente si poteva evitare l'operazione. 2 minuti in questo momento di sofferenza da parte del Blue Orange, devono cercare di chiudere, di serrare il più possibile, perché questa superiorità numerica con addirittura sta asciugando il campo, è entrato anche Pietro Stassi nel 1990 nella parte del Blue Orange, deve cercare il più possibile di contrastare e di non dare la possibilità di tiro facile. Vediamo far passare velocemente questi 2 minuti. Fabio Osenda deve buttare via il pallone, ma è normale in questo momento. Vediamo se loro opteranno anche per giocare col portiere fuori e avere addirittura 2 giocatori in più. No, però non c'è questa possibilità. Riparte il giro palla del Castellamonte, che cercherà di trovare il più possibile lo spazio per il tiro. Buona la chiusura in questo momento di Osenda. Stassi non salire troppo, eccolo, rimane chiuso dietro a fare il giro palla loro fino a quando cercheranno lo spazio utile per il tiro. Attenzione, ancora molto bravo Fabio Osenda. Bisogna far passare questi minuti velocemente per riavere la parità numerica e ricominciare la partita in maniera appunto alla pari. Attenzione, la palla sulle profondità, chiaramente la palla ce l'hanno sempre loro, cercano sempre lo spazio per il tiro. Ancora Crestetti, il capitano non va a calciare. Ribeiro riesce a girare bene la chiusura da parte dei ragazzi. Paolo Rovere va a chiudere molto bene. Stassi cerca e butta via il pallone. Non so quanto manca alla fine della superiorità numerica, ce la diranno adesso appunto col fischio degli arbitri. Ancora lo stesso trama di gioco, è la conclusione di Crestetti, di Piattone, che va a concludere fuori e chiama il time out. Franco Basta, in questo momento c'era proprio bisogno. Sì, finalmente una chiamata degna erano anni che aspettavamo questa chiamata da parte di mister Basta. Come ricordavi te, il settore giovanile del calcio 5 è stato per la società che oggi è diventata Blue Orange la prima esperienza in tutta la Liguria, alla quale peraltro hai partecipato anche tu e abbiamo partecipato insieme, per cui con qualcuno di questi ragazzi abbiamo giocato, e vederli oggi militare in un campionato di Serie B
con questi risultati, con queste possibilità, è veramente un motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Sì, un campionato di Serie B, oltretutto che sulla carta verrà giocato diversamente dalle altre due partecipazioni della squadra di Mister Basta, con la quale appunto hanno fatto molto fatica, hanno fatto pochi punti. Mi sembra che la partita se la stia giocando oggi, sta vincendo 2-0, settimana scorsa fino a qualche secondo alla fine erano in vantaggio, quindi insomma l'obiettivo è quello della salvezza, ma se la può giocare davvero. Sì, la maturità si conquista con il tempo, l'esperienza aiuta e tutto ci serve per poter migliorare. In questo momento Franco è alla terza esperienza di Serie B, per cui è nel momento in cui la squadra, gli uomini e tutti hanno assimilato il più possibile le conoscenze. Questo è veramente molto positivo. Montilicola riapre la partita, d'altronde è riuscito a trovare questo spazio e l'ha messa in mezzo, e dopo che ha carambolato sul palo l'ha messa in porta. Purtroppo il 2-1 da parte del Castellamonte riapre la partita. Ricordiamo che appunto mancava poco alla fine della superiorità numerica. Adesso appunto che rientra, dopo il gol è rientrato come da regola il quinto giocatore, rientra in campo Luca Bianco. Ricordiamo che il Castellamonte ha 5 falli e al prossimo fallo ci sarà il tiro libero, quindi dovranno essere bravi i ragazzi di Mister Basta a cercare il fallo. Sì, una specialità in cui alcuni giocatori sono stati particolarmente apprezzati. In questo momento mancano circa 4 minuti alla scadenza del tempo e trovare un fallo in questo momento contro sarebbe veramente molto importante. Oppure facciamo gol, Sì, oppure facciamo gol. Peccato veramente questo fallo di Maurizio Melini, soprattutto è la seconda ammonizione che ha fatto rientrare in partita il Castellamonte. Sai, sono falli evitabili, però è facile per noi dirlo stando seduti, bisogna essere in campo. In quel momento gli è venuto di alzare la gamba e fare il fallo. È quello che dicevo prima, falli assolutamente evitabili, ma nella concitazione del gioco ci sta tutto quanto. Di sicuro, e torniamo a dare giustizia a quello che serve, anche in questo caso la munizione era sacrosanta e la segnalazione del fallo. Sì, per una volta non sono d'accordo con te, secondo me sì, la munizione poteva, sapendo che era già ammonito, poteva anche soprassedere, vabbè, comunque vabbè, è andata così. Allora si ricomincia ancora il Castellamonte, adesso non deve fare l'errore il Blue Orange di chiudersi, deve ricordarsi che sono tornati in 5 e quindi deve giocare la partita come l'ha fatta finora. È rientrato Giustacchini, che lo ricordo secondo il mio parere il miglior difensore di tutta la regione Liguria, ha fatto una crescita incredibile, un giocatore di grande esperienza, grande carisma, sia forte dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo. Attenzione per Stassi, la palla in mezzo per Trama, molto bravo Stassi a chiudere, molto bravo Trama, peccato che la palla l'ha sporcata, non l'ha colpita bene, non è riuscito a dare forza al pallone e a concludere nel migliore dei modi. Bravo Luca Bianco in difesa, riparte Paolo Rovere, ancora per Luca Bianco, la rimessa a favore del Blue Orange, anche se probabilmente era a favore del Castellamonte, però attenzione Trama, riesce a girarsi, però buona la chiusura del portiere, contasto molto fisico, non fischiato dall'arbitro, ma ci sta. La prossima partita del Blue Orange, lo ricordiamo, sarà a Poggibonsi, quindi si torna in Toscana, quindi proprio per dimostrare quante trasferte deve fare questa squadra quest'anno, quanto è pesante dal punto di vista economico. Prima di darti la parola, niente, palla sbagliata, però buona ancora uscita di Luca Bianco. Dicevamo Poggibonsi. Sì, come confermavamo prima, la ricerca di risorse economiche è ancora la nostra priorità. Andare in Toscana, e ci dovremo andare parecchie volte, che per fortuna è la meta più lontana, ma comunque non è così vicina, ci crea il problema di gestire tutto l'aspetto economico di questa squadra. Però abbiamo trovato nel tempo qualche facilità e probabilmente riusciremo ad affrontare tutte le spese. Attenzione Ribeiro, bravissimo Paolo Rovere. Attenzione, adesso c'è la superiorità numerica, molto bravo in chiusura Monti, l'autore del gol, che è riuscito a chiudere l'azione che avrebbe portato sul 2 contro 1 e l'avrebbe mandato in porta.
Ricordiamo che il Poggi Bonzi è con il Bra una delle favorite a 6 punti in classifica, quindi sarà una trasferta molto dura e diventa veramente importante quindi il risultato di oggi. Sì, diventa fondamentale il risultato di oggi, perché oltre a muovere la classifica ci permetterebbe di rimanere distanti dalla diretta inseguitrice che in questo momento con la quale stiamo giocando e stiamo vincendo, e soprattutto di portarci moralmente in avanti nei confronti del proseguo del campionato. Anche se probabilmente Poggi Bonzi sarà una di quelle trasferte molto molto dure, perché è una squadra attrezzata proprio per salire di categoria. Fallo un po' chiamato e comunque fischiato Dalli di Monti, in questo momento il migliore secondo me in questo del Castellamonte. Sì, quinto fallo per tutte e due le squadre, quindi dal prossimo fallo in poi assisteremo al tiro libero. Attenzione, vediamo se sul mancato il vantaggio gli dà il fallo che c'era, vediamo se fischia il fallo che dovrebbe esserci e dare il tiro libero al Blue Orange. Il capitano va a chiederlo. No, niente, io ero convinto che finendo il vantaggio avesse fischiato il fallo, invece gli arbitri decidono così e si ricomincia. Luca Bianco, il capitano, adesso bisogna stare attenti anche nelle entrate, perché un'entrata un pochino più veemente dà il rischio del tiro libero sia da una parte che dall'altra. Sì, bisogna stare molto attenti e soprattutto bisogna stare molto attenti però anche alle reazioni dell'arbitro in questo caso qua, perché non si è compreso veramente il motivo del fallo. Però siamo di nuovo all'attacco. Luca Bianco va a concludere, palla rimpallata da Kleber, il giocatore italo-brasiliano classe 1984 del Castellamonte. Ancora azione, molto bello lo schema chiamato in uscita. Luca Bianco bravissimo in chiusura, era andato a chiudere Giustacchini sullo schema di gioco e poi bravo Luca Bianco a coprire la mancanza appunto dell'ultimo giocatore che è Giustacchini in fase difensiva. 2-1 ricordiamo per il Blue Orange, buon primo tempo da parte delle due squadre comunque. Paolo Rovere non riesce a tenere il pallone, dando possibilità comunque pericolosa di attacco da parte del Castellamonte, ma Monti non riesce a controllare. Rimessa laterale per il Blue Orange. Tu che non segui tutte le partite del Blue Orange, ti stai divertendo? Assolutamente sì, veramente incredibile il lavoro fatto da mister Basta. Abbiamo visto dei giocatori che conosciamo magari da tempo maturare incredibilmente ed essere pronti ad affrontare questo campionato difficilissimo di sicuro. Anche perché ricordiamolo, questi giocatori prima di tutto sono la squadra più forte attualmente in regione, avendo vinto l'anno scorso sia il campionato che la Coppa Italia, e soprattutto attenzione, l'arbitro fischia. Se l'è presa con Melini, mandano nello spogliatoio, dentro lo spogliatoio. La squadra più forte della Liguria, avendo vinto l'anno scorso sia il campionato che la Coppa Italia, facendo un importante double, e quindi è innegabile dirlo che il Blue Orange rappresenta il calcio in tutta la regione. Finisce il primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, chiusura del primo tempo, un pochino nervoso Luca Bianco. Ricordiamo il parziale Blue Orange 2, Castellamonte 1, assisteremo a un secondo tempo veramente molto molto difficile per la squadra di Franco Basta, ma speriamo che riuscirà a portare la vittoria alla fine. Ci vediamo per il secondo tempo. Eccoci per l'inizio del secondo tempo tra il Blue Orange e il Castellamonte. Ricordiamo il parziale del primo tempo 2-1 per la squadra di Franco Basta, che ha patito l'inferiorità numerica e l'espulsione di Maurizio Melini, con il gol poi appunto in superiorità da parte del Castellamonte. Per iniziare il secondo tempo salutiamo gli amici di Gol TV 113 del Digitale Terrestre, di Liguria TG 24, il canale 216 del Digitale Terrestre, e gli amici di Facebook di Sport TV. Inizia il secondo tempo di questa che è la partita che avevamo intitolato un pochino La Svolta. Speriamo che la svolta continui. Beh, di sicuro il primo tempo è andato nella direzione che speravamo. Tolto l'episodio dell'espulsione e quindi del successivo gol in superiorità numerica da parte del Castellamonte, adesso speriamo di riprendere con l'energia della prima parte del primo tempo.
Ricordiamo che in questo sport bisogna mantenere sempre la concentrazione per tutti i 40 minuti, che poi sono effettivi, quindi sono molto di più di 40, e bisogna cercare di portare a casa in tutti i modi oggi questo risultato, che è veramente fondamentale. Bisogna mantenere quindi concentrazione e dal punto di vista fisico anche cercare di non sprecare energie inutili e di non sprecare falli che bisogna tenere proprio per i momenti di difficoltà difensiva. Il possesso palla in questo momento è per il Castellamonte, che ricomincia a fare la partita. E ricordiamo anche che ci sono assenze importanti, no? Per il Blue Orange, perché giocatori come Peo Serva, di cui parlavamo prima, come Marco Anzalone, che comunque è uno dei giocatori probabilmente più tecnici della squadra, come Mattia Calvini, come Giuseppe Aiello e come Lusitano Mario, che oggi non sono stati convocati, però sono assenze pesanti per questa squadra, soprattutto quella di Marco Anzalone e di Peo, perché insomma sono giocatori di qualità, che possono fare molto bene in fase di costruzione, in fase di gol. Si sente? Beh, sicuramente sì. Abbiamo fuori veramente degli elementi di primo piano, ma devo dirti la verità, chi li sta sostituendo lo sta facendo egregiamente. Stiamo assistendo a una partita di concentrazione e di livello, dove tutto è in questo momento dalla parte giusta. Siamo veramente messi molto bene. Grandissima palla di Luca Bianco, grande in fase di uscita. Peccato che la palla non l'ha stoppata subito Trama, poteva diventare una buona azione anche questa. Salta l'uomo, bravo Paolo Rovere, 2 volte da terra riesce a allontanare Luca Bianco un pochino in apprensione in fase difensiva, ma si salva il Blue Orange. C'è il tentativo di riaprire la partita subito da parte del Castellamonte e di giocarsela a pieno nel secondo tempo, e è un pochino partita contratta la squadra di Franco Basta, un po' in fase difensiva fa un po' fatica a uscire. Sì, in realtà non so se sta facendo tanta fatica a uscire quanto è aumentata la pressione del Castellamonte, che si sta organizzando parecchio bene e gioca in maniera molto aggressiva. Vediamo cosa riusciamo a combinare nel frattempo, anche perché probabilmente si apre un po' di possibilità anche per noi di giocare bene. Peccato l'assenza di Maurizio Melini in questo momento, che comunque dal punto di vista realizzativo, doppietta Pisa, il gol oggi, insomma davanti è un'assenza che anche in questo momento va ad aggiungersi le altre, e si sente perché stava giocando comunque una buona partita. Lui è sempre generoso dal punto di vista anche difensivo, e l'abbiamo visto con questi 2 falli, però in fase anche di realizzazione, doppietta Pisa, gol oggi, ripeto, in questo momento manca la squadra. Sì, manca di sicuro, e in prospettiva potrebbe anche mancare per la prossima partita, quindi questa qui è una doppia disdetta. Però, ripeto, i giocatori impegnati nella squadra sono tutti quanti di buonissimo livello e tutti quanti sono in grado di svolgere bene il loro compito. Vediamo. Bravissimo Simone Giustacchini in questa chiusura, proprio riuscito a strappare il pallone dai piedi. Questa è una palla invece molto pericolosa, un errore in fase di rinvio. Bravissimo Enrico Serva. Parlavamo proprio di questo ragazzo, Enrico Serva, il fratello del capitano Peo Serva, classe 1992, insomma un giocatore che ha avuto una crescita anche lui veramente imbarazzante, ma imbarazzante è la sua forza fisica. Sì, peraltro se ti ricordi era un ragazzino che iniziava a giocare con noi e già dimostrava una capacità incredibile di velocità e di fisico, ed è venuto fuori veramente in maniera perfetta. Eh sì, perché poi incide molto sulle partite, sia in fase difensiva che in fase di costruzione. Poi è molto, oltre ad avere una buona velocità, quindi dal punto di vista atletico, essere sempre presente, è anche molto bravo dal punto di vista tecnico, perché riesce a saltare l'uomo, a recuperarlo. Attenzione, c'è stato toccato sulla caviglia che già gli era dolorante Luca Bianco. Luca Bianco, non l'abbiamo detto, prima della partita era in dubbio, in forse, perché proprio aveva questo dolore alla caviglia, è stato proprio colpito lì. Speriamo che riesca a stringere i denti e a chiudere, perché mancando anche Luca Bianco diventerebbe veramente una partita molto difficile. La pressione è sempre alta da parte dei ragazzi del Castellamonte. Ecco questo Caruani, che è un 1994, quindi anche lui un giovanissimo. Ricordiamo che è un 94 che nasce proprio dal settore giovanile
del Blu Orange. In questo momento gioca in una società professionistica di calcio a 5 che è la Reggiana, partecipando al campionato di Under 21 e di A2. Sì, il Blu Orange ha la fortuna di aver avuto nei propri tesserati veramente dei ragazzi molto in gamba, e viene fuori dal settore giovanile nel quale eccelliamo, come dicevamo prima, da tempo. Viene fuori la possibilità di trovare di volta in volta una serie di talenti che possiamo anche riuscire, grazie quest'anno alla collaborazione con l'Udinese Calcio, far emergere anche a livello più nazionale. Ricordiamo il nome, non l'abbiamo detto: Lorenzo Cianci, classe 94, gioca a Reggio e ha giocato anche, ha fatto diversi stage ed è stato richiamato anche in nazionale Under 21, quindi in prospettiva è veramente un gioiello che esce da questo settore giovanile, da questa squadra, ed è un altro vanto per tutto l'ambiente, per tutto il gruppo di lavoro che in tanti anni ci crede, e soprattutto bisogna riconoscerlo a Franco Basti. Stavo per dirlo io, il merito di tutto questo va principalmente a Franco, che da sempre ha creduto nel calcio a 5, da quando il calcio a 5 ancora era una scommessa e veniva definito un calcio minore. Oggi è una scommessa vinta e una possibilità incredibile di poter far crescere i ragazzi e farli giocare. Franco ha tirato fuori il meglio, lui, e io vorrei dare un ricordo anche alla moglie Francesca, un premio alla moglie Francesca, che l'ha sempre aiutato in tutto quanto e ha permesso la crescita del nostro settore di calcio a 5. Eh sì, da quando ci trovavamo come 5 amici il lunedì sera in campi improponibili sotto il gelo a giocare, strada ne è passata veramente tanto. E beh, sono soddisfazioni soprattutto per Franco, perché insomma di ore ne ha passate veramente tante a crescere questi ragazzi. Ricordiamo che poi lui allena anche l'Under 21 e quindi oltre a farsi i chilometri della prima squadra si fa anche i chilometri dell'Under 21. Questo è un fallo che secondo me non c'è. Il fallo non c'è, questo arbitro un pochino lo ammonisce, certo. L'ammonizione in questo momento ci sta, però il fallo non c'è. Diciamo che questo arbitro, dammi il tuo commento, cerca di essere il più obiettivo possibile, per favore. Allora, guarda, in questo caso e solo in questo caso devo dare ragione alla tua analisi. Premettiamo che tu non vedi mai il fallo, ma perché da killer quale sei stato in giro per i campi non hai mai considerato il fallo che ti veniva contestato come reale. In questo caso è difficile vedere il fallo nell'azione cui abbiamo assistito. È vero, la munizione è giusta, perché nel frattempo che si stava battendo, giusto o non giusto il fallo, si è messo davanti e ha ostruito la possibilità di battere, per cui il fallo e la munizione è sacrosanta. Attenzione alla ripartenza da parte del Blu Orange. Simone Torre vede, purtroppo sbaglia il passaggio per Stassi. Era un pochino prevedibile il passaggio di lì e l'ha capito. Riparte e si ferma, bravissimo Enrico Serva. Ancora Simone Torre esce pulito, Giustacchini, bella palla, peccato che riesce a chiudere. Sì, prevedibile, però ancora la chiusura di Giustacchini. Partita che si soffre, però veramente bella. Si sta scaldando e rientrerà tra qualche secondo anche Fabio Osenda. Vedremo per chi entrerà al posto di chi. Rimessa a favore del Castellamonte, che comunque la pressione continua a farla. Speriamo che la difesa del Blu Orange riesca a mantenere. Molto bravo Paolo Rovere. Tra un po' daremo anche la parola a Fabio Ghisi, che è il preparatore dei portieri del Blu Orange, e parleremo appunto anche di questa crescita di questo ragazzo Paolo Rovere, che ha preso un po' sul posto tra i pali, che comunque dà grande sicurezza a tutta la difesa, perché è veramente un giocatore importante, anche adesso molto bravo sulla chiusura. Fabio, tu che alleni tutti i giorni questo ragazzo, insomma è importante avere in porta uno come Paolo Rovere. Intanto buongiorno a tutti, è molto importante Paolo, perché dà molta sicurezza ai suoi compagni e, come hai detto te, è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile anche lui, appunto, della Blu Orange, ed è cresciuto molto. In prospettiva sicuramente è uno dei portieri più forti che potremo vedere in questo campionato. Sì, sicuramente
anche perché ricordiamo che il portiere è uno dei ruoli più delicati e importanti del calcio a 5. Avere il portiere forte è già metà. Purtroppo il pareggio del Castellamonte, gol sempre di Monti. È passato sotto le gambe il portiere. Passato forse sotto le gambe, un grandissimo gol al volo sulla scocchiaiata. Purtroppo si è un po' disunita all'inizio secondo tempo Blue Orange, adesso non deve fare l'errore di mollare perché la partita comunque l'aveva in pugno e deve essere brava a rimanere proprio concentrata, perché secondo me può ancora attenzione, bravo Paolo, ancora anche riesce a concludere alto Kleber, l'italo-brasiliano. Palla persa da Stassi, evitabile, molto bravo Paolo Rovere, però attenzione perché l'abbiamo fatti rientrare in partita, adesso sul pareggio non bisogna più fare errori. Io se fossi Franco Basta cambierei qualcosa in formazione. Beh, sicuramente innanzitutto una premessa, il pareggio è stato meritato per la pressione che ha messo in campo il Castellamonte al rientro dagli spogliatoi, quindi pareggio meritato tanto più sul fatto che forse, come dicevi, oltre a esserci disuniti abbiamo avuto un po', come dire, la paura di essere in vantaggio. Abbiamo i numeri, le qualità e le possibilità di portare a casa il risultato e di recuperare la partita, quindi di sicuro dobbiamo mantenere la speranza. Ci è venuto un po' come nel tennis il braccino, no? La paura di vincere, e in questo momento loro sono stati molto bravi a sfruttare l'occasione e rientrare in partita. E ripeto, io continuo a ripeterlo, bravissimo, grandissima conclusione e grandissima parata di Paolo Rovere, veramente un grande parata. Cos'è, un fallo? Non ho visto, chissà cosa è successo, probabilmente hanno avuto uno scontro. Grandissimo intervento di Paolo Rovere, però si sta soffrendo, loro sono entrati meglio in partita e io continuo a dirlo, l'espulsione di Paolo Rovere a questo momento e di Maurizio Melini è un'espulsione che è molto pesante, perché si sente veramente la sua mancanza in campo, soprattutto in fase di ripartenza, soprattutto in attacco, come teneva il pallone, come riusciva a coprirlo. È un giocatore che in questo momento è un'assenza che si sta pagando più di quella che si dovrebbe. Assolutamente sì, anche se come vedi stiamo organizzando un'ottima trama di gioco, perché come dicevamo prima ci sono i numeri per poter fare il buon calcio, e in questo momento abbiamo assistito fallo, buono, molto buono, una ottima ripartenza stroncata da un fallo chiarissimo di allontanamento con le mani, per cui giusto il fischio dell'arbitro. Vorrei sottolineare comunque l'inizio di secondo tempo di Paolo Rovere, già determinante 3 volte anche in questa azione, che è riuscito a fermare un'azione veramente pericolosa, molto bravo e ben allenato probabilmente. Allora, Stassi col pallone, Simone Torre, ecco Enrico Serva, giro palla da parte dei ragazzi di Franco-Basta, speriamo che riescano a trovare il guizzo per ritornare in vantaggio, perché ripetiamo, questa partita è veramente molto importante. Sarebbe veramente una svolta importante per il campionato di Franco-Basta. Una sconfitta oggi sarebbe pesante veramente da digerire e darebbe poco sprint per le prossime partite della squadra. Beh, innanzitutto per fortuna manca ancora il tempo necessario per poterla vincere e stravincere, però di sicuro in questo momento abbiamo subito la veemenza del Castellamonte, però ho già visto che alcune azioni, alcuni passaggi nei quali siamo riusciti a recuperare un po' le distanze anche con i nostri avversari ci stanno riportando nuovamente sulla parte, diciamo, del controllo. Sì, anche se mi è sembrato all'inizio secondo tempo che la squadra è partita leggermente in soggezione, no? Non so perché non era lucida come all'inizio del primo tempo, e questa soggezione appunto li ha fatti rientrare in partita, però insomma il secondo tempo è lungo e c'è la possibilità di far bene. Attenzione, molto bravo comunque questo ragazzo, questo Monti, classe 1983. Punizione per fallo fischiato a Simone Torre. Crestetti prende, il capitano prende il pallone, adesso la prende Kleber, il brasiliano, l'italo brasiliano. Punizione praticamente pochino dal tiro libero. Vediamo un attimo come mettere la barriera
Paolo Rovere e speriamo che l'azione sfumi senza conseguenze. Si soffre. Sì, si soffre soprattutto perché in questo caso l'arbitro ha fischiato un fallo onestamente poco... Ecco, chiedo scusa che mi sono fermato per assistere a questa punizione. Dicevo, un fallo piuttosto poco ortodosso dal punto di vista dei fischi che si vedono in questo caso, perché si parla proprio di palla lontana e di due giocatori che si stavano sbracciando per recuperare la posizione. Però c'è da dire che l'arbitro aveva già avvisato i giocatori che non avrebbe tollerato queste spinte con palla lontana. Sì, ha punito quello del Blue Orange. Momento di stasi del gioco, cioè il recupero del pallone. E come la programmazione invece della prima squadra, della squadra della prima di promozione, che ha iniziato un campionato anche questo molto difficile, qualche pareggio, una sconfitta, però insomma la squadra anche lì sembra che stia andando molto bene. Sì, la squadra scommessa altrettanto grande come quella del calcio a 5 è in questo senso fatta anche dalla prima squadra che gioca un campionato di promozione con una serie di risultati straordinari nel corso dell'anno passato. È logico che il campionato di promozione è un campionato molto difficile, molto particolare, iniziato peraltro con 3 pareggi di seguito che insomma per essersi affacciati per la prima volta a questi palcoscenici è parecchio ben augurante. Ancora Paolo Rovere che sta facendo la differenza, per fortuna c'è lui in questo momento che sta tenendo in piedi la squadra. Grandissima chiusura di Paolo Rovere 2 volte della difesa. Veramente in questo momento c'è un Paolo Rovere superlativo, speriamo che riesca a tenere questo rendimento e che comunque riesca ad alleggerire un pochino la pressione il Blue Orange, perché in questo momento è veramente in netta e in grossa difficoltà. La palla l'hanno loro, stanno facendo la partita, fanno fatica, molto bravo Luca Bianco, fanno fatica a ripartire e quindi si soffre molto. Loro stanno dando il massimo sforzo per cercare la pressione e portarsi in vantaggio. Questo ancora la palla del Castellamonte da parte del numero 7 Crestetti, il capitano, giro palla, ecco Kleber, l'italo-brasiliano, Monti fermato molto bene da Ausenda, Luca Bianco in ripartenza, vediamo se trova lo spazio per il tiro che viene contrastato da Kleber in calcio d'angolo. Chiama lo schema Stassi per questo appunto calcio d'angolo. Vediamo Simone Torre che è all'angolo, vediamo se riesce a uscire da quella zona e a far ripartire l'azione. Fischio dell'arbitro, la palla torna del Castellamonte che riparte. Vediamo in chiusura Bianco, la palla è lunga su Crestetti, si riparte sul 2 pari, partita di sofferenza. Sì, partita di molta sofferenza, passiamo dei momenti in cui effettivamente stiamo ballando e ne abbiamo degli altri in cui riusciamo a risollevare la testa. Probabilmente sta affiorando anche un po' di stanchezza, probabilmente da tutte e 2 le compagini. A vederla dalla nostra posizione, la nostra panchina mi sembra più corta di quella dei nostri avversari, per cui questo problema della stanchezza potrebbe andare aumentando. Sì, e poi ripeto, queste assenze si sentono, perché con i giocatori che abbiamo detto prima oggi in campo la partita sarebbe sicuramente, non dico già chiusa, ma comunque diversa. Intanto rientra Trama, almeno si sta scaldando per rientrare, si toglie la pettorina, attenzione sempre al possesso palla da parte del Castellamonte, che sono bravi a girare il pallone e cercano sempre di cercare lo spazio. Molto bravo Simone, ecco la ripartenza, Luca Bianco. Qua c'è un fallo, vediamo se lo fischia. Alla fine dell'azione ancora riesce ad andare via, recupera Ausenda che viene ammonito, però c'era il fallo prima non fischiato. Attenzione, interviene l'altro arbitro. Bravo, l'altro arbitro in questo momento ha assegnato il fallo al Blue Orange di Ausenda e il fallo subito prima, ma non fischiato per vantaggio da parte del Castellamonte. Quindi l'altro arbitro è intervenuto in maniera regolare.
Sì, molto bravo l'altro arbitro a far sistemare e a far trascrivere le sue decisioni sulle quali aveva soprasseduto per il vantaggio del Blue Orange. Salendo di categoria, in questo caso in Serie B, questi arbitri sono veramente molto preparati e molto capaci. Sì, il secondo arbitro mi sembra malpiedi un pochino più titubante, però il primo Aufieri della sezione di Milano mi sembra molto deciso, molto preparato. Ancora buona la chiusura di Fabio Ausenda su questa rimessa corta, Monti sempre sul pallone, vediamo, cerca lo spazio in mezzo, Monti trova lo spazio e ancora la chiusura di Ausenda, il pallone gli carambola sopra. E la pressione continua, la sofferenza continua, siamo a metà del secondo tempo e bisogna cercare di stringere i denti in questo momento in cui c'è la pressione maggiore da parte loro e cercare poi di trovare le energie necessarie per il finale di partita per cercare di vincerla questa partita. Sì, mi rifaccio un poco su quello che stavo dicendo degli arbitri, perché effettivamente quello sotto la nostra postazione continua a interpretare in maniera piuttosto originale le sue scelte, che in tutti i casi sono grandissimo, il muro come lo chiamavamo quando giocavamo fra amici. Fabio Ausenda si è lanciato per una copertura perfetta. Sì, scivolata direttamente a contrastare il pallone, quindi non fallo, molto bravo, grande chiusura proprio da difensore di razza. Ripartenza dal portiere da parte del Castellamonte con il solito giro palla, Kleber cerca lo spazio, vediamo se riesce a trovarlo, la chiusura molto buona di Ausenda, però era riuscito ad andare sul fondo, rimessa laterale, lasciano colpevolmente solo Monti sul secondo palo, che va a trovare in mezza rovesciata questo gol veramente evitabile, però come al solito la mancanza di concentrazione lasci un giocatore praticamente davanti alla porta solo e queste cose bisogna evitarle in Serie B. Assolutamente sì. Un gol regalato alla compagine del Castellamonte, ma di una qualità e di una bellezza veramente interessante, anche perché stiamo parlando... Sì! Grandissimo! E subito il pareggio di Trama, che è un gol veramente pesante. Trama Davide, 3 pari. E questo è un gol molto importante, Luca, perché in un momento subito dopo aver subito il 3-2 da parte loro, riuscire nel capovolgimento di fronte a pareggiare vuol dire che ci sei, che ci credi e comunque la squadra è pronta a lottare. E adesso magari questo gol potrà dare giovamento per il finale della squadra. Grandissimo ancora Paolo Rovere, e Crestetti subito riporta in vantaggio il Castellamonte. Era stato bravo Rovere a parare, però il pallone gli è rimasto lì, Crestetti è riuscito a richiudere. 4-3, che partita! Bellissima la partita, stavamo ancora finendo di descrivere il gol di Monti in semirovesciata, lasciato colpevolmente libero, quando ne sono avvenuti altri 2. Questa è la bellezza del calcio a 5, in pochissimi istanti 2-3 gol di vantaggio possono essere annullati con delle giocate importantissime. Qui stiamo di fronte a una azione che sembra da lontano molto fallosa, per cui il pubblico si arrabbia, ma in realtà non è stato assolutamente fallo, se non il calcio dato direttamente sul pallone e sul giocatore. Sì, era un contrasto di gioco, poi chiaramente il colpo era molto forte, adesso bisogna vedere se Enrico riesce a recuperare, Enrico Serva. Peccato però prendere questi 1-2 subito, abbiamo preso praticamente 2 gol in 2 minuti, evitabili, soprattutto il secondo. È stato anche molto bravo Paolo Rovere a rinviare, a ribattere il pallone, ma gli è rimasto lì e riescono a tornare in vantaggio i ragazzi del Castellamonte. Comunque bella partita, c'è ancora tempo per recuperare 7 minuti e comunque bisogna cercare in tutti i modi di rientrare in partita. Esce Enrico Serva, c'è un cambio di battuta, entra Simone Torre.
Speriamo che i ragazzi riescano praticamente a rimanere concentrati e soprattutto a riaprire questa partita, quindi devono cambiare un attimino atteggiamento e cercare magari di aumentare la pressione verso i difensori e cercare di giocare con la superiorità numerica, cosa che c'è adesso per Luca Bianco, che viene atterrato al limite. Attenzione, punizione al limite da parte per il Blue Orange. Luca Bianco era stato bravo a spostare il pallone con la sinistra e praticamente è stato atterrato al limite dell'area, regalando una chiara azione da gol. Adesso per il Blue Orange con una punizione dal limite, bisogna vedere come riuscirà a schierare la barriera. Non c'è un attimo di sosta. Non c'è un attimo di sosta, carattere da parte di entrambe le squadre e d'altronde l'avevamo detto all'inizio della partita, due squadre ancora a punti zero, è importantissimo per ognuna delle due fare il risultato. Grandissimo gol, grandissimo! Eccolo il gol del capitano, il gol di Luca Bianco, il giocatore che più in questo momento sta dimostrando continuità, sta dimostrando qualità e sta dimostrando di essere il vero leader della squadra. Punizione intelligentemente battuta, passa sotto la barriera e la partita è riaperta, 4 pari. Assolutamente sì, il carattere che avevamo visto sul primo pareggio l'abbiamo rivisto sul secondo. Partita veramente bellissima, in questo momento veramente vale la pena di vedere questa partita per come potrà continuare. E penso che i telespettatori da casa si divertiranno. Attenzione, è entrato anche Nicola Maglio, classe 95, che perde questo pallone che era evitabile. È bravissimo Simone Torre, ma non si devono perdere questi palloni lì, perché poi si dà il contropiede. Però ricordiamo, è un 95, è un ragazzo dell'Under, quindi entrare così in questo momento in una partita probabilmente non è neanche facile. Luca Bianco ancora, attenzione, cerca di ripartire, sarebbe andato quasi in face to face con la portiere, il numero 11 Scalco, che è entrato da poco, cerca di dare maggiore pressione da parte del Castellamonte. Partita comunque sul 4 pari, molto bella, molto sofferta. Speriamo che si riesca a continuare su questi ritmi, anche perché veramente sono forsennati. Molto bravo questo Montinicola, secondo me è il miglior giocatore in campo da parte del Castellamonte. Assolutamente sì, e credo che sia in questo momento uno dei migliori in campo veramente. A parte il gesto tecnico di prima, mette in campo esperienza, capacità, velocità, è veramente un ragazzo da vedere volentieri. E allora facciamo un gioco come le televisioni, quelle importanti. Dimmi per te in questo momento chi sono i migliori in campo per ogni squadra. Senza dubbio, come dicevo, per il Castellamonte il numero 10 Monti e il numero 8 Kleber, che sono usciti prima, che è uscito prima, sono i migliori della loro squadra. Dalla nostra parte abbiamo Bianco e Torre, che sono incredibili e stanno trascinando la squadra, ma una menzione: se dovessi scegliere l'uomo partita sceglierei il nostro portiere. Sì, sia Paolo Rovere che Luca Bianco che Simone Torre. Buona partita, la partita 3, grandissimo Paolo Rovere, grandissimo. Ha fatto però il giocatore Leresh, ha fatto praticamente tutto il campo senza che nessuno riuscisse a contrastarlo, e grandissima parata di Paolo, che appunto, lo stavamo dicendo, tiene ancora in partita la squadra di Francobasta, che sembra stia facendo rientrare, e questa è una buona notizia, quindi non è grave l'infortunio, Enrico Serva. Bravo Trama, riesce ad andare via, ma non viene fischiato il fallo, e la rimessa a favore del Castellamonte. Scusate, rido perché di fianco a me Luca Barbagallo, che dovrebbe fare il commento tecnico, ogni tanto si lascia andare al tifo più becero. Assolutamente sì, ma lo spirito in questo calcio a 5 che è incredibile, che amo particolarmente, nel quale ho per fortuna avuto la fortuna e la possibilità di giocare, mi entusiasma sempre, e il tifoso poi viene fuori di sicuro. Paolo Rovere tutta la vita, perché sta veramente tenendo a galla le speranze e la forza di tutta la squadra, e addirittura le sue imprese in questo momento stanno probabilmente trascinando tutti i compagni nel cercare questa vittoria, che a questo punto diventa veramente fondamentale.
Sì. Allora, avete visto questa azione? Praticamente il portiere aveva già toccato il pallone, quindi non poteva più intervenire sulla palla giocata indietro da Giustacchini, perché sennò sarebbe stato un fallo dal limite. E quindi questa è una regola del calcio a 5 che va spiegata. Il portiere, dopo che si è spossessato del pallone, non può più toccarlo, almeno che non passi la metà campo o venga intercettato da altri giocatori. Rimessa laterale del Castellamonte, momento un attimo in cui si sta rifiatando, perché veramente, credetemi, il ritmo in campo è forsennato. Kleber col pallone, quello che Luca diceva, uno dei migliori giocatori. Infatti comunque questo italo brasiliano è veramente un buon giocatore, insieme a Eccolo Monti, che per fortuna in questo caso ha un pochino allargato il controllo e non è riuscito ad andare a concludere in rete. Partita molto, molto difficile, ancora molto complicata, veramente sul filo del rasoio. Puni fallo preso molto bene da Trama. Attenzione, l'arbitro. Sì, c'è un quinto fallo, già quinto fallo, quindi in questo momento dal prossimo fallo ci sarà il tiro libero. Bisogna vedere che la squadra sia sicuramente capace a questo punto, con anche tutto il mestiere necessario, cercare il sesto fallo. Beh sì, adesso Mister Basta dovrebbe avere un uomo a disposizione che in questi casi va a cercare assolutamente il fallo, anche perché mancando 4 minuti in questo momento un gol adesso sarebbe veramente importante, potrebbe cambiare le sorti della partita. Sì, sono assolutamente d'accordo. Vediamo un po' come si sviluppa. Giustacchini, ripartenza, 2 contro 1, Giustacchini, palla sbagliata e dà la possibilità del contropiede a loro. Col fronte il pallone esce veramente di niente. Avete visto azione da gol da una parte, azione da gol dall'altra, è la Resch che è andata a concludere e il pallone ha sfiorato il palo alla sinistra di Paolo Rovere. Grande occasione da gol e peccato Giustacchini è andato a sbagliare questo passaggio, perché c'era una superiorità numerica e quindi un'altra clamorosa azione in superiorità, appunto, che avrebbe potuto portare uno dei nostri giocatori del Blue Orange di fronte al portiere. Come sempre succede, stiamo arrivando verso la fine della partita, per cui la parte di stanchezza la fa veramente da padrone. Abbiamo visto una serie di errori dovuti proprio alla stanchezza e alla impossibilità di giocare con la giusta tranquillità il pallone. Sì, infatti un po' di confusione in campo, no? Qualche errore di troppo. Simone Torre approfitta della scivolata del difensore. Trama! Ed è palo, incredibile palo di Trama, ma incredibile, è riuscita a deviarla, una palla sbagliata adesso da Simone Torre, il contropiede, riesce Giustacchini a fermarlo, riparte Torre, è un momento veramente della partita molto molto importante, grande pressione, ma grandissimo numero di Trama, anche lui ha fatto un gol importante subito dopo essere passati in svantaggio e anche adesso ha fatto una giocata di grande qualità. Assolutamente sì, giocata di grande qualità, e abbiamo dovuto farci raccontare come è riuscita la palla a non entrare in porta, e pare che con la gamba di richiamo il portiere sia riuscito a togliere dallo specchio della porta oramai una palla che stava entrando. Adesso va avanti l'operazione, fallo contro al Blue Orange. Sì, dicono generoso, infatti come minimo è dire generoso. È un fallo anche questo, insomma, che dà un'altra opportunità di concludere a rete da parte del Castellamonte. Crestetti sul pallone, il capitano. 5-4 il numero dei falli, ricordiamo 5 falli per il Castellamonte, 4 falli per il Blue Orange. Il prossimo fallo che verrà subito dal Blue Orange permetterà appunto di andare a calciare il tiro libero. Vediamo come ha messo la barriera Paolo Rovere, la conclusione di Kleber, il pallone che esce di poco. Che paura. Molta paura, ma credo che da qui alla fine la paura per ogni volta che andranno avanti sarà sempre la stessa. Non riusciamo a tenere la palla per terra, perché peraltro questo Kleber è altissimo, per cui tutte le palle che volano a una certa altezza sono le sue. Molto bravo ancora Luca Bianco in fase difensiva, vedete la grinta, bravissimo il recupero.
grande personalità. Zamirton, l'altro italo-brasiliano, il portiere, ricomincia l'azione. Attenzione sempre a Kleber, bravo sempre Enrico Sterva sulla chiusura. Rimessa laterale per il Castellamonte, 4 pari, manca poco, 5 falli il Castellamonte, 4 falli, ma non si può prendere 3 gol nella stessa maniera. È uno schema, lo continuano a fare, bisogna cercare di evitare questi errori. È la terza volta che fanno questo schema sul secondo palo e riescono a concludere e andare in vantaggio in questo momento col 5-4, ed è il tempo per recuperare c'è sempre meno. Sì, mancano 2 minuti e poco più, che sono ancora tanti, però effettivamente prendere per la terza volta gol sullo stesso modo sembra quasi di non riuscire a pensare a nessuna strategia in grado di disinnescare queste trame offensive dei nostri avversari. Peraltro, ripeto, onore al merito, stiamo assistendo a una partita che potrebbe veramente finire in ogni modo e essere meritata da parte di tutti. Sì, però questi schemi li chiamano tutte le volte, portano un uomo libero sul secondo palo, riesce a concludere praticamente indisturbato. Insomma, bisogna stare attenti, perché poi le partite si perdono. È una categoria della Serie B che le squadre non perdonano. Luca Bianco ancora, Simone Giustacchini, tunnel da parte di Crestetti, molto bravo, riesce a servire, a iniziare. Grande numero di Ribeiro, l'altro italo-brasiliano, e grande numero di Crestetti, veramente molto bravi. Manca poco, vediamo lo sforzo massimo, 2 minuti, lo sforzo massimo da parte del Blue Orange, che deve subire cercare di subire almeno il fallo e di arrivare a tirare questo benedetto tiro libero. Eccolo, tiro libero, errore, fallo evitabile da parte del Castellamonte. Tiro libero, vediamo chi va a concluderlo. Lo lascio commentare a te, Luca. Ma allora, vedo che la palla se ne è impossessato Luca Bianco e non credo che ci saranno dubbi su chi tirerà questo tiro. Il piglio del capitano, che non discute con nessuno e prende la palla senza neanche andare. Si assume la responsabilità, che in questo momento è altissima, ma come dicevi te stiamo assistendo comunque a delle giocate veramente che in Serie B meritano di essere viste. Assistiamo al calcio, si prepara Luca. La palla è inchiodata, il portiere dove può stare, Luca tira, parata, peccato, occasione mancata. E time out chiamato da parte del Castellamonte, non ha calciato benissimo, l'ha colpita abbastanza telefonata, bravo il portiere a andare di piede ad respingerla. In questo tiro libero abbiamo avuto appunto la possibilità di rientrare in partita, il tiro era stato abbastanza telefonato. Vediamo in questo time out Franco Basta cosa riuscirà a trasmettere ai propri giocatori per questa pressione finale, per cercare di recuperare questa partita che stiamo perdendo per 5-4. Ricordiamo, sarebbe la seconda di sconfitta per 5-4 se rimane così, a pochi minuti, maturata a pochi minuti dalla fine, ed è veramente un peccato perché la squadra c'è. Sì, la squadra c'è, ha dimostrato nel primo tempo di essere veramente molto molto preparata per affrontare la partita e il campionato. Una serie di episodi, peraltro tutti uguali, e un gol spettacolare, ricordiamolo, di Monti, pur lasciato da solo con una girata incredibile, hanno portato Castellamonte in questo momento davanti al Blue Orange. Ma come dicevamo prima, il minuto e mezzo, qualcosa di più che manca ancora alla scadenza del tempo, vuol dire tante possibilità di fare ancora gol. L'abbiamo vissuto più volte, in pochi minuti si riescono a fare 2-3 gol e ribaltare delle partite che sembrano già finite. E quindi ci apprestiamo a vedere un finale di partita veramente entusiasmante. Attenzione, bravo ancora Enrico Sterva. Una finale di partita, speriamo che si metta bene per la nostra squadra, per la squadra ligure, per il Blue Orange, che oltretutto secondo me non demeriterebbe in questo momento neanche un pareggio, o addirittura di più. Bravissimo, sarebbe stato il terzo gol consecutivo subito di testa da parte del Blue Orange sulla conclusione di Ribeiro. È stato bravo come sempre oggi, veramente uno dei migliori giocatori in campo di Paolo Rovere. Grande conclusione e grande parata. Ancora Monti che cerca di prendere tempo sul fondo, se va via con un numero incredibile e quel fallo non è stato fischiato, ma probabilmente c'era fallo da terra da parte di Monti, che avrebbe concesso un altro tiro libero. Il tiro di Trama
però mi sembra di ricriminare su questo intervento da terra di Monti, che avrebbe permesso comunque di andare a calciare un altro tiro libero, e invece fa il fallo Trama in questo momento, quinto fallo anche per i Blue Orange. Tutte e due le squadre sono a 5 falli. Che finale di partita! Sì, finale di partita veramente, come si dice in termine tecnico, concitato. Stiamo vedendo ribaltamenti e tutto il resto. Sono d'accordo con te, probabilmente c'era la possibilità di fischiare il fallo volontario da parte di Monti, che sebbene stesse cadendo ha comunque rallentato la palla e cercato di fermarla, peraltro colpendola con la mano. Era un tiro libero importante. Peccato, sarebbe stata un'occasione importante per il pareggio. Vediamo il conteggio, l'arbitro riparte il Castellamonte, cerca chiaramente di rimanere all'angolo per mantenere, prendere il più tempo possibile, riesce a prendere il pallone, riconserva, Kleber va a ripartire da dietro sul portiere, che va a rinviare su Stassi. Attenzione, riesce a intercettare il pallone il giocatore del Castellamonte, riparte Trama va alla conclusione, fallo, tiro libero ancora da parte per il Blue Orange. Molto bravo Trama, grande personalità di questo ragazzo. Sì, grande personalità, e di nuovo questa volta anche sembra il fallo essere presente, perché dopo essersi sganciato il piede è rimasto agganciato a quello del difensore, che si era lanciato a cercare di anticipare la palla. Di nuovo un'occasione importante, vediamo chi si assume la responsabilità in questo momento. Ma sul pallone c'è Paolo Rovere, va a calciare Paolo Rovere. Beh, in allenamento li calcia molto bene, ha una grande potenza, vediamo, grande responsabilità. Si sta assumendo la responsabilità, dopo aver tenuto a galla la partita fino adesso, si assume anche la responsabilità eventualmente di... Aspettiamo. Di non diciamolo, è un momento veramente importante della partita. Mancano 30 secondi alla fine della partita. 30 secondi e c'è questo tiro libero importante per il Blue Orange. Attenzione, c'è Ribeiro che sarà intramesso per dare fastidio. Vediamo l'arbitro che va a allontanarlo. C'è anche Monti e viene ammonito Ribeiro, giustamente, perché è andato a dare fastidio, e c'è anche Monti dietro a Rovere. In questo momento la tensione si può tagliare in campo. Prima l'hai commentato te, adesso lo commento io. Paolo Rovere parte con tutta la potenza, ma non era la distanza necessaria, non c'era distanza, riparte il Blue Orange. Attenzione, ultima azione, non dà la conclusione Monti, la chiusura, partita veramente fino all'ultimo secondo concitata. Luca Bianco viene fermato, rimessa laterale, attenzione, c'è a terra Laresh, giocatore marocchino del Castellamonte, il pallone, il tempo è fermo, mancano 9 secondi alla fine. Secondo me non c'era la distanza sul tiro libero, non c'era di sicuro nel momento in cui neanche partiva per la rincorsa. Non solo, quando è arrivato sul pallone era sul limite dell'area, era veramente troppo vicino a questa palla qua. Però torniamo da capo, qui gli arbitri hanno delle loro responsabilità, e in questo caso qui di sicuro non l'ha presa. Da sottolineare molta esperienza da parte di tutti i giocatori del Castellamonte, che hanno allungato i tempi per arrivare a battere il fallo, e hanno sicuramente anche contribuito a innervosire chi le deve calciare, chi deve comunque prendere delle decisioni importanti. Sì, a togliere la concentrazione. È stato molto bravo comunque Zamirton in 2 occasioni sul tiro liberi a parare. Adesso vediamo un pochino come ricomincerà la partita. Ricordiamo, mancano 9 secondi. Recuperare una partita in 9 secondi è veramente difficile, almeno che la squadra di Mister Basta riesca a prendere un altro tiro libero e andare alla conclusione. Peccato perché c'era tutta la possibilità per recuperare dopo essere stato tutto il primo tempo in vantaggio per 2-0, e andare in questo momento a essere sotto è pesante, e vediamo questi 9 secondi come li giocheremo. La rimessa laterale è per il Castellamonte, i secondi passano, ricordiamo si gioca effettivo, manca poco. Sì, mancano 5 secondi, e tra l'altro sono dei giocatori in grado di tenere la palla per questo tempo che manca.
E finisce qua purtroppo con una sconfitta veramente che lascia l'amara in bocca da parte del Blue Orange 4, Castellamonte 5, secondo tempo veramente molto intenso, però che peccato perdere così. Però un applauso a tutti, un applauso ai Blue Orange, un applauso a Castellamonte, però veramente peccato. Sì, un grande peccato perché abbiamo assistito a una partita veramente molto combattuta. Onore a entrambe le squadre, sia al Castellamonte che è venuto a giocare la sua partita e ha impostato un gioco molto interessante, e onore soprattutto, veramente sono molto contento di come li ho visti in campo, al Blue Orange, che ha dimostrato la possibilità di recuperare la partita in 2 occasioni e con un poco di maturità e un po' più di attenzione e di concentrazione potrebbe essere in grado di dire ancora la sua. Abbiamo assistito al terzo tempo, i saluti finali dal palazzetto San Camillo di Imperia, un saluto a tutti. Ricordiamo il risultato finale: Blue Orange 4, Castellamonte 5. Ripetiamo, un peccato, perché se questa squadra ci credesse un po' di più, sono i dettagli, avrebbe sicuramente dei punti in più. Un grazie e arrivederci a presto. Arrivederci a tutti quanti.